il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone, ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici a casa, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete siamo in diretta qui dagli studi di Canale Italia, canale 15 Serenissima TV, ma non solo. Come saprete siamo anche da sempre su Facebook, sulla pagina Insieme Idee e Persone TV, dove potete vedere con uno sfasamento di qualche secondo, ecco qua il nostro tutorial. Basta andare sulla pagina Insieme Idee e Persone TV, con logo nostro, insomma qui molto riconoscibile, azzurro, e andare, fare lo scroll e vedere subito, cioè guarda la diretta, schiacciare direttamente, succede tutto quello che vedete qui in studio è esattamente replicato in contemporanea, c'è uno sfasamento solo di qualche secondo qui su Facebook. Ovviamente anche la possibilità di andare su YouTube, c'è anche la diretta YouTube. Lo scopo è quello di, se non volete chiamare da casa, avete piacere di fare dei commenti, avete piacere di interagire con gli ospiti, basta fare delle domande, commenti, anche direttamente agli ospiti. Sotto la diretta c'è la possibilità di commentare. Gli argomenti ovviamente in questo periodo riguardano sempre la pandemia, ma riguardano anche un argomento molto di attualità. Diciamo, come dire, l'elezione del Presidente della Repubblica. Ancora non è avvenuta, diciamo, l'elezione, però ci sono già state 2 votazioni, quindi oggi è la terza, quindi si tratta di capire esattamente cosa succederà. Quindi lo scopriremo assieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Abbiamo qui Cesare Busetto, che è il segretario del Partito dei Veneti. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie direttore. Buonasera, benvenuto. Poi abbiamo Francesco Scopelliti, dirigente di Italia Viva. Buonasera, grazie dell'invito. Andrea Zannoni, consigliere regionale del Veneto per il Partito Democratico. Buonasera a tutti. Buonasera. E poi ovviamente un mito, vado a Pellizzari, mi permetta un riferimento qui per Padova e la Regione Veneto, consigliere comunale Padova della Lega. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Bene, ecco, quindi dopo questa breve presentazione non mi resta che dire sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Di nuovo in diretta 21.06, spero anche i vostri orologi. Ecco, che dire, gli argomenti sono sempre più o meno gli stessi, solo che ovviamente ogni giorno che passa vengono e possono essere valutati sotto un altro punto di vista. Addirittura oggi si parla addirittura del Green Pass senza scadenza, una cosa che fino a qualche settimana fa non era neanche pensabile dalle menti più fantasiose. Invece qua in questo governo vedo che spolvera cose nuove e non c'è politico che tenga. Qui le cose cambiano dall'oggi al domani. Scopelliti, lei già si mette a ridere su questa cosa qua. Come mai? Lei fa autore del Green Pass a tutti i costi, del vaccino per forza, addirittura sarà rimasto scioccato con questa vita eterna, come possiamo chiamarlo? Questo assolutamente no. A passepartout per tutti i casi, per tutte le vite. Magari fra un po' sarà anche trasferibile ai eredi, chi lo sa, magari proponiamo ai governanti soluzioni anche giuridiche. Prego, Scopelliti. No. Allora, la questione è semplice. Man mano che aumentano i numeri delle persone vaccinate, possiamo allentare un po' gli ormeggi della nostra barca e quindi sempre colpa dei Novax, quindi alla fine è tutto colpa dei Novax. I Novax hanno fatto una scelta precisa. La scelta precisa è
duplice. Da un lato ci sono quelli che hanno paura, e la paura sappiamo tutti che è un sentimento irrazionale, e poi ci sono quelli invece che fanno i furbi, i furbetti del quartierino, che sono quelli che dicono andate voi avanti, vaccinatevi voi che poi noi usufruiremo dell'immunità di gregge. Ecco, a me questi, gli ultimi, sono molto odiosi, insomma. Gli altri poveretti, se hanno paura, hanno paura. Quindi io dico, con un po' di moral suasion stiamo convincendo quelli che avevano paura. Gli altri non li convinceremo mai. Peggio per loro, staranno a casa mentre noi potremo andare in giro a ballare. Wanda, possiamo andare a ballare, sì, come no, ma certamente, a mangiare, e loro no. E loro no. Sì, però sono un pericolo, però non è che siano solo un pericolo per se stessi, tu lo capisci bene, sono un pericolo anche per la collettività, anche perché lo sappiamo bene, poi è accaduto proprio in questi giorni purtroppo che ci sono delle persone, e lì non puoi farci niente, una scelta, ma persone che si ammalano, non vaccinate e che sono in terapia intensiva e che rinunciano alla cura e preferiscono morire. Ma è pazzesco. Ce ne sono stati due proprio qua vicino. Anche è una scelta e non è criticabile, uno fa quello che vuole. No, però io arrivo a dire come si può. Per loro, sì, Wanda, perché non so come si riesca ad arrivare a una decisione del genere. Sarà che io o tutti amiamo la vita in qualunque momento, in qualunque forma. Cioè, pensare di dire non mi faccio intubare perché preferisco morire è una cosa che non esula dalle capacità di intendere, di volere. Questo che però sta accadendo, che c'è una contagiosità che è spaventosa, quindi io penso, mi auguro a questo punto che arrivi veramente il fatto che tutti noi ci ammaliamo, visto che è molto contagioso e meno pericoloso. Se riuscissimo tutti ad avere... Meglio non ammalarsi. Io di no. Io l'ho avuto, meglio non ammalarsi. Ma anch'io, ma è ovvio. Non lo voglio avere. È ovvio, però sempre una sta prima arrivando. volta. Sono famiglie intere, intere, aziende intere che sono a casa. Cioè, veramente io non ho mai sentito una contagiosità di questo genere. Questo Omicron sta facendo veramente dei disastri, sta colpendo ma tante di quelle persone incredibile, impensabile, che non avrei mai pensato. Quindi... Se posso poi... Sì, Busetto, però in effetti prima Scopelliti parlava perché così andiamo a teatro, andiamo a ballare, quando sappiamo, Scopelliti, Francesco, che te a ballare non ci vai, in discoteca non ci vai. Come no? Non ci vai. Non lo vedo, Scopelliti, non ti vedo. È inutile che fai questi show, hai capito? Ballo benissimo. Quindi diciamo, è un bluff questo qua. Quindi a parte questo bluff, però Busetto effettivamente in questi mesi molta colpa, diciamo, delle azioni, ecco qua la strategia di comunicazione del nostro governo è stata questa: per colpa dei Novax siamo costretti a dare questa restrizione, per colpa dei Novax siamo, e quindi comunque ricordiamoci la propaganda dei giornali che ogni giorno, ecco, mettevano in evidenza quello che diceva la Wanda Perizzari, quindi quello morto per prima pagina, per magari uno su migliaia, 2, 3, 4, 5, quelli che sono. Però alla fine tutto quello che viene fatto è stata data la colpa ai Novax, come se fossero loro, per colpa loro che alla fine si è dovuto... Era trovare un capo espiatorio, secondo me. Comunque riparto dalla prima domanda che lei ha fatto. La scelta di allungare il Green Pass non è stata dettata perché adesso siamo tutti che ci sono passati, no, è stata data da un motivo chiaro e semplice, cioè che le persone che avevano fatto la terza dose, essendo stato portato a 6 mesi e non 9, come era stato detto all'inizio, si trovava nella situazione a breve che persone che avevano fatto la terza dose si sarebbero trovate a non avere il Super Green Pass. Certo. E quindi, benissimo. Allora, questo apre un altro scenario, che se fino ad oggi si è parlato tanto di scienza, quindi una linea vaccinale, parlo anche prima dell'obbligo vaccinale, dettata dal rigore scientifico, dai suggerimenti, diciamo, della scienza, adesso non è più così, perché se la scienza prima diceva 9, poi è tornata a 6, adesso di nuovo a 9, adesso addirittura ad libitum, allora qualcosa comincia a non quadrare, prima cosa. Secondo, andiamo a vedere che cosa succede anche negli altri paesi. Possibile che la scienza, quando oltrepasso il confine e vado in Svizzera, cambia totalmente,
oppure in Inghilterra che hanno tolto tutto, addirittura il Sudafrica l'altro giorno. E qua invece dal 1 febbraio andiamo a chiudere. Ci stiamo dimenticando che questo è un problema economico, certo. E c'è una ratio dietro che io dal governo non la riesco a capire. Si stanno creando lei può andare a ballare, a mangiare fuori, ma a me non interessa, dico io, parlo per me, a me non interessa questo, ma non permettere di tirare la pensione, di ritirare la pensione. Mi spiegate qual è la ratio che muove una cosa del genere? Cioè, cosa pensate? Che se uno non è vaccinato non può andare a ritirare la pensione, quando oggi i dati letti prima, le terapie intensive sono occupate al 18% e addirittura Bassetti ha detto siamo alla fine della pandemia perché ormai, detto oggi, dichiarazione di oggi di Bassetti, dice ormai le terapie intensive sono ai minimi, sono nella normalità. Allora c'è un Omicron che ha effettivamente, come diceva la signora, un disastro perché ce ne sono tantissimi malati. È vero però che non è stata come la prima ondata, siamo in una situazione diversa. Certo. E da noi cosa succede? Senza parlare delle scuole. E da noi dal 1 altra stretta ancora di più. A me pare che siamo molto distanti, caro direttore, dall'inizio, quando correttamente si diceva fai una dose di vaccino, non infetti nessuno e non ti ammali. Benissimo. Uno decideva di accettare questa indicazione della scienza e io sarei stato più che favorevole. Poi è arrivata la seconda dose, poi è arrivata il Johnson, fai un'unica dose, sì, ma dopo 2 mesi ne devi fare un'altra, ma allora è monodose o sono 2 dosi? Dopo la terza, dopo c'è il booster, ma stiamo scherzando? Regna confusione totale. Beh, sicuramente regna la confusione totale. Ma la credibilità, allora non è più la scienza, e questo accanimento che sta mandando veramente, come si direbbe in Veneto, a remengo l'economia di un paese, perché non si parla più solo di bar, di palestre, di discoteche. Abbiamo un consigliere comunale a Tombolo, mi diceva questa mattina che le società sportive stanno chiudendo, i ragazzi non potranno più andare a fare sport, quando se anche tamponati, anche se si fanno un tampone. Siamo il paese che cresce di più. Di che cosa parlate? Cresce di più di cosa? Cioè, l'economia. Il debito. Ma di cosa? Il paese che è cresciuto di più. Ma mi faccia un piacere. Ma cresce cosa che siamo calati di 20 punti? Siete ridicoli. Ma lei è ridicolo se mi dice che il paese cresce di più. Ma 7%. Ma li vedi i dati di quante aziende chiudono? 7%. Ma di quanto abbiamo stiamo chiudendo tutti, io sono faccio parte delle piccole imprese. Lei frequenta troppe discoteche perché non ha il tempo di pessimismo. Non ha il tempo di aggiornarsi. Perché sono all'opposizione e devono dire così. Ma noi sopravviveremo al loro pessimismo. Ma dove vive? Guardi, mi dia un po' di positività. Sopravviveremo al tuo pessimismo, cara. No, ma io sono realista, tesoro mio. No, io faccio parte delle piccole imprese, vuoi che ti dica? Tra chi è... Stai zitto, fammi parlare. Allora, tu non gettare il sasso, tirare indietro la mano e fammi parlare, perché se mi aizi io ti rispondo. Allora, le piccole imprese, vuoi che ti faccia nome e cognome? Tra quelli che sono ammalati, quelli che sono stato a contatto con quello che è ammalato, quindi in quarantena. Guarda, fresca, io ne ho a casa 3, quindi non ti dico altro, e siamo una piccolissima impresa. L'altra impresa proprio fresca della settimana scorsa, che fa produzione, sempre per questo motivo qui, ammalato, insieme al malammalato, chiusa addirittura l'azienda perché dice io non posso fare produzione, non mi conviene, è chiusa l'azienda. Cioè, cosa stai dicendo, Scopelliti? Ma cosa stai dicendo? Vogliamo parlare dell'aumento del gas e della corrente? Il doppio è raddoppiato. Ancora no. Il doppio è raddoppiato l'energia elettrica, ma e il quadro dopo il gas. Ma cosa le stai vostre dicendo? bollette sono aumentate Ma certo, Scopellite, ma dove vivi, caro? Noi di Italia Viva paghiamo di meno, Italia si sa, Viva, è risaputo. Italia ormai. La Lega pagano il doppio. Ha un'azienda, è un imprenditore, o è un dipendente? Sentiamo la telefonata da casa. Sentiamo la telefonata, poi riprendiamo. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, Marco. Da dove? Di San Pietro in Cariano. Sì, prego, dica Marco. Ecco, volevo solo mettere in risalto quel Ridolini lì di Italia Viva che mi fa pena, poverino. Vabbè, no, evitiamo che chiudiamo la conversazione, chiudiamo, regia, ecco, una cosa ci tengo a precisare. Possiamo esprimere i pareri, quelli che vogliamo, il nome della trasmissione la dice lunga, insieme idee
persone, però bisogna rispettarsi. Quindi io non posso, mi dispiace, signor Marco, non posso accettare offese di qualunque genere o scherno o dileggio. Non è questa la trasmissione, altre trasmissioni, non lo so. Perché, no, ma non mi interessa, Sai come dicono a Roma? A me rimbalza. Sì, ma non voglio... perché nel momento in cui, Francesco, nel momento in cui accettassi questa cosa mi renderei... uno fa una critica, mi renderei, come dire, sì, complice di una cosa che non voglio, che non gradisco. Sentiamo un'altra telefonata da casa. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Buongiorno. Anna da Venezia. Sì, prego. Senta, Anna. mi dica a quel signore là che avete inquadrato, che non so neanche il nome. Ma dove vive lei? Ma lei dove vive? In Burundi. Ha finito di prendere per il sedere? Sì, lei sì. La gente. Ma dove vive? Ma non vede come siamo ridotti? E ci viene a prendere per i fondelli? Va bene, grazie signora Anna. Va bene, ma ecco, comunque, tutti. ripeto, Era quello che bisogna accettare le idee degli altri, di tutti, quindi Francesco Scopelliti ha espresso il suo parere e la sua valutazione. C'è anche un'altra maniera di interpretare le cose. Ecco, ricordiamo da casa, io volevo dare lo start alle telefonate, però sono già arrivate, 049 63 11 11, un'altra telefonata, proviamo, poi magari sentiamo anche Zanoni. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sono Monica di Padova. Sì, prego. E niente, io volevo dar ragione alla signora che è intervenuta, che stava contro a quel signore lì che non so veramente in che pianeta vive, perché appunto è tutto triplicato, quindi gli imprenditori sono veramente messi in ginocchio. Tra l'altro la signora diceva giustamente che abbiamo queste persone che sono a casa in quarantena, che però stanno benissimo, e stanno benissimo, sì, ma la ditta sta malissimo, perché poi queste commesse che ci richiedono i nostri clienti vanno evase. Ma se io non ho l'operaio che mi fa il lavoro, io alla fine li perdo questi clienti. Cioè, veramente siamo messi molto male in Italia, moltissimo. Scusi, e poi e quindi qual è la soluzione? Che vogliono mettere anche Casini come presidente. Che, non so. Non mi sente lei? Va bene, grazie signora Monica. Il senso è chiaro, però ecco, mi pare che Scopelliti voleva proporre una soluzione macroeconomica. Lei dice mi manca l'operaio perché è malato e in quarantena. E qual è la soluzione? Lo facciamo andare a lavorare positivo? No, c'è un'altra soluzione. La soluzione che è stata presa in considerazione di correre dietro ai sintomatici. E qui chi ha il Covid, però chi ha fatto la terza dose e che quindi è a contatto non stretto con il contagiato, può andare a lavorare se non ha sintomi. Esatto. E questa è la nuova, per fortuna. Se fa il tampone ed è positivo? Beh, allora chiaramente sta a casa. No. Siamo d'accordo. Allora, ti sto dicendo, ti sto spiegando. Siamo d'accordo. Allora, se tu hai fatto, io ho fatto la terza dose, per cui nel caso che io avessi un contatto con qualcuno che poi venga a sapere che è positivo, mi faccio il tampone e sono negativa, io vado al lavoro. Non ho più il dovere della quarantena. Qualcuno te lo vieta? Qualcuno vieta a chi è negativo di andare a lavorare? Signor Scopelliti, forse lei non si ricorda della legge che c'era prima. Signor Scopelliti, la Lega, quando tu venivi a contatto con un positivo dovevi rimanere a casa. Adesso per sveltire, perché non ce la facciamo più a fare tamponi via. Allora hanno deciso, non io non c'entro niente, ma di fare tutti i tamponi a chi ha il sintomo, ma chi non ha il sintomo e che è negativo va a lavorare, non sta più a casa, mentre prima se avevi il contatto stavi a casa in quarantena. Adesso ti fai l'autocontrollo e se stai bene ci vai tutte le mattine a lavorare. Esatto, ti fai il tampone e vai a lavorare. Per questo, perché siamo arrivati che alle scuole c'è molti insegnanti che non ci sono. Ma ti faccio un esempio piccolissimo. Io tutti i giorni vado a prendere mio nipote che va a scuola, non vogliamo che prenda i mezzi pubblici, lo vado a prendere io. Sì. Alla mattina, fino a 2 o 3 mesi fa, io abito a Busegana, chi abita a San Giovanni, chi deve
passare il nodo per entrare in città c'è un'ora che è proibitiva, dalle 7:25 alle 9:15. Certo. Tu da quell'ora lì non puoi accedere al centro. Ora è un mese dopo la riapertura delle scuole che io posso andare in centro alle 8:15, alle 8:10, non c'è traffico, quindi questo significa che ci sono molte persone che non vanno, chiaramente erano gli scolari che dovevano essere a scuola per le 8:30, dalle 7:30 alle 8, quindi traffico scolastico, traffico del lavoro è dimezzato. Io adesso posso andare e faccio un ragionamento, dico ma se io per 40 anni non sono potuta andare in centro a quell'ora perché adesso riconosco che il traffico c'è poco, quindi faccio 2 più 2, che in matematica dice 4, e dico c'è molta gente che è malata, che non va al lavoro, che non va a scuola, perché i ragazzi quando io li vado a prendere... Che lavora da casa, smart working. Ma chi lavora a casa? Ma io non Chi so se, può? ma non lo so se lavorino. Io ti dico che per strada Dipendenti mi ha pubblici detto, forse. Va. Se Mi uno hanno ha un detto- tornio e non... All'ENI l'80% delle persone non lavora solo da casa. dipendenti pubblici, All'ENI. sono anche dipendenti. Sì, vabbè, però un tornio, Di come aziende diceva private. Busetto, non è che te lo puoi Se uno fare. ha Sicuramente- un lavora da tornio casa. non è che lavora da casa al tornio. Però volevo sentire Zanoni. Sì, ma ecco, esatto. Il lavoro Volevo da sentire casa Zanoni. lo può fare solo chi lavora con l'operaio, un personal computer e può fare svolgere tutte quelle funzioni col personal computer, l'artigiano, il commerciante, l'idraulico, il falegname sicuramente non può fare lavoro in distanza, insomma, da remoto. Io personalmente sono molto preoccupato di questa situazione perché tutti gli indici ci dicono sì, che le proiezioni dicono che ci sarà la ripresa, che il PIL è previsto in aumento, non più come poteva essere previsto dall'inizio, però sta di fatto che questa pandemia ha messo a dura prova tutto il sistema e le tensioni internazionali che abbiamo adesso, la carenza di materie prime, le minacce della guerra tra l'ex Unione Sovietica, la Russia e l'Ucraina hanno fatto aumentare i prezzi anche dei combustibili, il metano in particolare, di conseguenza poi sono aumentate anche gli altri, l'energia elettrica e quindi c'è una situazione anche a rischio di coesione sociale perché bisogna dire che chi ha soprattutto dei redditi medio e bassi ha delle ripercussioni importanti da questi aumenti delle bollette e quindi naturalmente lo Stato in qualche modo se ne sta facendo carico. Il fatto è che anche tutti i fondi che stanno arrivando dall'Unione Europea per la ripresa, no? Per la Next Generation EU, per le nuove generazioni, per questa ripartenza dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea, l'Italia di questi fondi ne sta avendo moltissimi, abbiamo già visto adesso che ne sono stati distribuiti molti comuni hanno presentato dei progetti che sono stati finanziati, c'è stata tutta la polemica sotto un certo punto di vista anche in qualche modo giustificabile dei tanti fondi dati ai comuni del sud e pochi a quelli del nord. La valutazione Però bisogna anche dire questo, che la maggior parte di questi fondi sono a debito, quindi noi adesso stiamo aiutando un po' tutti, diciamo la coperta si è allargata, però ricadrà ancora per l'ennesima volta sulle spalle delle nuove generazioni. Questa è una cosa che fa preoccupare. L'altra cosa che fa preoccupare oggi è che stiamo subendo le ripercussioni di una pandemia. Io mi ricordo, non so se ricordate 2 anni fa quando c'è stata la prima ondata, che qualcuno faceva riferimento alla spagnola degli anni 20. E si diceva guardate che se si ripete quella situazione, ed è facile perché le pandemie funzionano così, ci sarà anche la seconda ondata, dicevano. Siamo alla quarta. Siamo alla quarta e siamo alla quarta con un numero di contagiati che mai si era visto a livello di numerico nelle precedenti 3 ondate. Il problema è, e qua mi rilaccio anche a quello che si stava dicendo, giustamente prima l'amico del Partito dei Veneti diceva che se vai in Svizzera non è così, se vai da un'altra parte non è così. Effettivamente è vero questo, però anche qui dico che soprattutto una pandemia e soprattutto la questione contagi
cambia a seconda della situazione e anche dell'intensità dell'intensità della popolazione. Nel 1920 eravamo 1,5 miliardi, adesso siamo 8 miliardi, adesso ci spostiamo, ci sono i mezzi di trasporto, ci sono gli aerei a basso costo, quindi in certe regioni determinate misure che potrebbero sembrare esagerate, in altre invece ci stanno. Per dire, la Lombardia a parità di superficie del Veneto ha 10 milioni di abitanti, noi in Veneto ne abbiamo 5. Quindi viviamo in dei territori dove c'è una densità di popolazione altissima e quindi appena ti muovi entri in contatto con altre persone, entri in contatto con gli ambienti. Se siamo in periodo invernale, autunnale o inizio primavera, gli ambienti sono chiusi, poco areggiati e quindi è la situazione ideale per questi contagi. La domanda è: siamo partiti con questo contagio, con questa pandemia, alcuni dicono creato in laboratorio, altri, e io propendo più che altro a credere per la seconda ipotesi, perché stiamo distruggendo tutti gli equilibri ecologici e ambientali, mettiamo sempre più in contatto le persone con questi animali selvatici che sono portatori, questo è provato scientificamente, di una serie di virus incredibili. Lo dimostra l'aviaria e quello che sta accadendo anche in Veneto con abbattimenti di milioni di animali d'allevamento, lo mostra la peste suina e qui cominciamo ad abbattere centinaia di maiali. E quindi il problema, a mio avviso, a monte, che non si sta affrontando è quello del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità delle attività che l'uomo ha e che fa in questo pianeta, un pianeta che è pressato da 8 miliardi di cittadini. Sicuramente. Se noi non pensiamo alle cause, alla fine sarà veramente la prima pandemia? Sarà l'ultima, la quarta ondata? Allora era giusto lasciare perdere tutto. Sentiamo argomenti interessanti, però sentiamo da casa una telefonata. Pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Sì, chi parla? Sono Roberto dalla provincia di Padova. Mi sente? Prego, dica Roberto. Niente, io volevo dire solo una cosa. Io dal 1° settembre mi sono tamponato ogni 48 ore, ho speso una marea di soldi. Dal 1° di gennaio sono stato sospeso dal lavoro perché non voglio vaccinarmi e voglio rivendicare il mio diritto di non vaccinarmi. Io dico che fino a giugno io non avrò lo stipendio. Domani ricorre il giorno della memoria e io dico che domani è il giorno della memoria corta. Solo questo. Va bene, grazie Roberto. Il riferimento ovviamente era allo sterminio degli ebrei e perché domani giornata della memoria, approfittiamo per ricordare questo evento, ovviamente i milioni di ebrei uccisi durante il periodo nazista, quindi in tutta Europa anche, quindi ovviamente è molto sentito questo argomento. Una similitudine, come dire, dal mio punto di vista un po' estrema, però rimane comunque il fatto che dalla testimonianza del signor Roberto dalla provincia di Padova è molto esplicita: ho perso, ecco, Scoperiti, te che sei un dipendente pubblico, ho perso il lavoro, non ho più diritto ad avere lavoro, quindi non ho stipendio, quindi ci sono anche queste cose che alla fine, te mi dirai, però vaccinati, capito, no? Ma esatto, ti vaccini, cioè se non hai la patente non puoi guidare la macchina, no? Però parliamo di sostentamento della famiglia, parliamo di disagi. Ma scusa, è una cosa diversa. Noi siamo dei cretini, no? Lei non può mettere quelli che si vaccinano sono dei cretini. No. Cioè siamo il 92% delle persone quelle che si sono vaccinate. Insomma, no? Ma voglio dire, l'abbiamo ampiamente sperimentato. Ma perché allora c'è questo accanimento ancora? L'accanimento non ha senso, non ha senso. Ha ragione il signor Roberto. Ma scusa, abbiamo ancora più di 400 morti al giorno. Ma perché io devo mettere a rischio mia madre perché uno non si vuole vaccinare? Mi scusi, allora, innanzitutto non ti vuoi vaccinare, stai a casa. No, allora, c'è una Costituzione che state ogni giorno
infangando, perché c'è una Costituzione. Scrivi alla Corte Costituzionale. Ma cosa stai dicendo? Ma infatti non c'è l'obbligatorietà e noi stiamo continuando a dire che visto quello che sta accadendo, stiamo veramente cercando di sensibilizzare chi non si è vaccinato, perché nessuno di noi, io ho fatto 3 dosi, non è che mi sia divertita, scusami, non mi sono divertita ad andare a fare 3 dosi, l'ho fatto per me, l'ho fatto perché la scienza mi ha detto che metto in sicurezza me, soprattutto metto in sicurezza i miei cari, metto in sicurezza la collettività e mi sono vaccinata. Detto questo, allora dobbiamo cercare di dire, fatto salvo, come diceva la signora, io voglio, mi rifaccio alla Costituzione che mi dà la possibilità di rifiutarmi, però è quello che noi non abbiamo messo obbligatorio, non abbiamo reso obbligatorio, e stiamo però cercando di sensibilizzare questa gente qui, con gli esempi, con quello che... Allora, io ritorno al discorso che l'ho detto prima. Se il vaccino fosse stato, come era stato detto all'inizio, ti vaccini, non ti ammali e non infetti. Oggi l'unica cosa che siamo sicuri, e su questo non potete dire no, è che io con 3 dosi sono sicuro, almeno sicuro, di non morire. Solo Bravissima. Di non morire. No, qualcuno è morto, però comunque ho la grossa possibilità di non finire intubato. Di non morire. Questa è una mia scelta personale. Rifacendo quello che al suo discorso di inizio. È una scelta anche collettiva. No, questa è una scelta mia. Io posso anche decidere domani di farla finita, vado sotto un treno. Ma sì, ma... La tua vita puoi fare ciò che vuoi. Certo, di quelli che si sono strappati, quelli sono gesti incomprensibili. È inutile trovarci un capo. Nessuno li critica, assolutamente. È difficile, però siamo a questo livello qui. L'unica cosa è quella che oggi invece... Quindi, se anche un vaccinato può trasmetterlo, se anche un vaccinato comunque si può ammalare, qual è la ratio per cui queste persone che si tamponano ogni 48 ore e quindi sono ancora più sicuri di essere sane, persone sane? Ma guardate anche l'elezione del Presidente della Repubblica, dove c'è stato chi ha avuto il diritto di andare a votare in ambulanza positivo, essendo positivo, e una deputata, un'ex deputata, la Cunial, non è stata ammessa nonostante fosse... Un'attuale deputata, no? Ex? No, ex Grillina, scusa. Ex Grillina. Il pensiero è andato più veloce del... Sì. Non è stata ammessa, ma ci rendiamo conto che siamo davanti a una crisi di democrazia ma come no? Ma state dividendo la popolazione. Io per esempio odio il rosso, io vorrei passare col rosso, guarda un po', e invece mi costringono a fermarmi. Vogliono a tutti i costi che io mi fermi quando il semaforo è rosso. È un attentato alla mia democrazia. E vuoi anche la multa. Pubblicità, rimanete con noi, riprendiamo 049 63 11 11 e mi raccomando i commenti sulla pagina social, sulla diretta, se avete piacere, se non avete tempo di chiamare, magari scrivete qualcosa. A fra pochissimo. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Eccoci nuovi in diretta, 21:36 per l'esattezza. Ecco, riprendiamo, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa, commenti Facebook, Insieme Idee e Persone TV, andate sulla pagina Facebook con Insieme Idee e Persone TV, ma anche su YouTube, quindi potete fare i commenti su entrambe
le pagine. Allora, Cesare Busetto, vediamo prima, mi pare che ci sia una telefonata, forse qualcuno l'abbiamo lasciata in coda. Pronto, chi parla? Sì, buonasera direttore, sono Sebastiano da Abano. Sebastiano, ha visto Sebastiano che l'abbiamo anche messo, il suo video l'abbiamo anche messo sulla nostra pagina insieme alle persone TV dell'ultima volta, quindi l'abbiamo fatta diventare famosa. Prego, prego Sebastiano. Bene. No, io appunto volevo sapere una cosa. Pochi giorni fa c'è stata una notizia di una signora che purtroppo ha soccorso una persona che aveva avuto un incidente. La signora positiva, gli hanno fatto 4.500 euro di multa. Ora io volevo sapere, ma come mai i parlamentari da fuori regione possono andare a votare anche se sono positivi? Hanno un altro tipo di coronavirus i signori positivi possono andare a votare. Una signora che soccorre a una persona che ha avuto un incidente, no, viene multata di 4.500. Se quella signora non avrebbe dato aiuto a quel signore e quel signore la vedeva che non la soccorreva, quel signore poteva denunciarla per omissione di soccorso. Io volevo sapere da quel suo ospite che dice per uscire bisogna avere la patente. Ho capito che bisogna avere la patente, ma la patente non è obbligatoria. Una ne fa meno. Ora con questo vaccino che ci hanno messo obbligatorio e pensano di fare la terza e quarta dose, io non me la farò più perché basta, vogliamo la libertà. Se loro ci vogliono fare un vaccino ogni 3 mesi, sono liberi di farla, ma non mi può obbligare a me per andare a lavorare. Cioè, non è che io dico mi voglio andare a divertire, andare a lavorare io devo avere sempre un impasto, devo avere sempre un foglio per poter entrare in edicola. Ora in edicola, poverini, le edicolanti che devono avere sempre, devono chiedere dei Green Pass. Come mai allora nei supermercati possono vendere i giornali senza Green Pass? Non è oltre concorrenza, è una concorrenza sleale. Allora togli i giornali dal supermercato. Grazie, mi scusi. Grazie Sebastiano. Ecco, Zanoni, questo ha detto una cosa ancora molto interessante, cioè la libertà, cioè, qui non stiamo parlando del fatto che il semaforo rosso, la patente, però effettivamente io posso capire, se vuoi divertirti e ci sono momenti di promiscuità, la discoteca, i locali, i teatri, però qui parliamo di lavoro, cioè io senza soldi non posso sostenere la mia famiglia, non posso pagare le bollette. Cioè, come mai secondo lei il governo è arrivato a tanto? Ma perché probabilmente nella cosiddetta regia dei tecnici hanno visto che, e avranno considerato che la questione terapie intensive, la questione gente che si ammala, poi c'è un'altra cosa di cui pochissimi parlano, ma io come consigliere regionale e molti altri, di segnalazioni su questo ne ricevono moltissime, cioè tutte quelle persone, soprattutto anziane o con determinate patologie, che si sono viste ritardare di mesi piccoli interventi anche superiori, visite, accertamenti, perché c'è questo intasamento del sistema sanitario che, guardate, chi conosce medici e infermieri sa che stanno passando veramente dei periodi terribili. E quindi il governo cosa fa? Di fronte a questa evidenza diciamo numerica, sono dati oggettivi, nessuno li può contestare, sta cercando di trovare delle soluzioni per evitare appunto il contagio. E ahimè, siccome l'unica arma, da quello che abbiamo capito, è il vaccino, che poi abbiamo visto, ed è vero questo, inizialmente si diceva è uno schermo totale, poi non è così, l'unica arma è il vaccino, poi anche i mezzi di protezione individuale, la mascherina, adottiamo tutte queste misure utili a evitare il contagio. Però effettivamente quello che dice Zanoni è giusto, però io vorrei capire, secondo lei, come mai questo governo adotta i provvedimenti a dicembre, dicendo dal 1° febbraio facciamo, come la scadenza, cioè la scadenza, questa cosa com'è, cioè com'è che funziona? Dopo fra un mese vi faccio la restrizione. Oggi c'è il problema, c'è una logica, oggi c'è il problema, fra un mese troviamo la soluzione. È ragionevole, cioè se tu dici
dal 1° febbraio. Ma scusi, Francesco, si chiama Cesare Musetto? No, ma lo lascio. Se posso? Ho chiesto il permesso. Nessun problema. Allora, rispondo io. Allora, la logica vuole che quando tu metti un obbligo dai tempo 15-20 giorni alla popolazione di adeguarsi alla norma, all'obbligo, no? E allora funziona così. Siccome gli hub vaccinali sono aperti anche di notte in alcune città, se tu dici che gli ultracinquantenni che non sono vaccinati non possono più andare a lavorare, gli dai il tempo anche di andarsi a vaccinare. Era questo lo Sì, però è chiaro. Però, gli dai 20 giorni di tempo, chi l'ha voluto fare ha ancora 5 giorni di tempo per farlo. Infatti i dati sono bassissimi. Roberto non lo vuole fare, infatti i dati sono bassissimi. No, non sono molto bassi. C'è stato... bassi. Addirittura sono state allertate persino le farmacie perché c'è gente che vuole vaccinarsi. Vabbè, ma pensa che prima ne facevano di nuove vaccinazioni, prima ne facevano 8.000 al giorno, siamo arrivati a 40.000, insomma 5 volte tanto. Qualcosa abbiamo ottenuto. Ancora, torniamo a questo discorso. Volete continuare su sta strada vaccinale e sono d'accordo che il vaccino, ripeto per l'ennesima volta, non ti fa... del 99,9% non ti fa andare al creatore se ti vaccini. Non ti fa morire. Benissimo. Ma ripeto, allo stato attuale, dove ormai è una cosa endemica, perché con Omicron ci si è ammalati ormai nella quasi totalità e altri paesi stanno aprendo libertà, ha usato una giusta parola l'ascoltatore, libertà, stanno aprendo via mascherine, via tutte le restrizioni, perché ormai è quella la strada che si vuol fare. In Italia no, dal 1° febbraio si chiude e si restringe ancora. Ma cosa otteniamo con questo? Otteniamo solo che l'economia va ancora più in crisi, che ci saranno persone che staranno a casa, situazioni di indigenza, locali che chiudono, ma stiamo andando controcorrente quello che stanno facendo gli altri. Nonostante ciò, la scienza, anche nazionale, oggi l'ha ribadito. Sì, siamo ormai in una fase di decrescita, ormai... Sta lentamente scendendo, lentamente. Signora, la quarta ondata. Bene, sentiamo la telefonata da casa, interessata a quello che ha detto Musetto. Pronto? Chi parla? Pronto, buonasera. Chi parla? Pronto, buonasera, Antonio Cesa, provincia di Venezia. Sì, prego. Niente, volevo solamente dire una cosa. Siamo a casa lavoro, ma stranamente in piena pandemia abbiamo portato da mangiare alla gente, abbiamo fatto così, adesso siamo a casa al lavoro, pur lavorando in agricoltura, lavorando da soli, fuori così, no? Avendo sentito anche amici all'estero, no? Perché non siamo tutti, che penso siamo tutti ignoranti come credono i signori a Roma, no? E gli fanno anche uno screening cardiologico prima di fare il vaccino, no che andiamo là come mercato alle vacche e tutti quanti si fanno il vaccino così, ma sono cavoli tuoi, poi c'hai l'obbligo e devi firmare che dopo sono cavoli tuoi, no? Io come faccio a, non so, una persona inferma a casa, con le cose, a mantenermi la famiglia, con sti qua, come vado a pagare le bollette? Ma ci hanno pensato i scienziati che sono a Roma, no, perché sono scienziati loro, sanno come affamare la gente, è 10 anni che lavoriamo a chiamata 3 mesi l'anno perché loro sono scienziati a Roma. Siamo ormai ridotti che in casa ho 3 gradi perché non posso permettermi nemmeno il riscaldamento e questi qua parlano, ti lasciano a casa al lavoro. Ma ti fai una punturina? Sì, ma il semaforo o la cintura di sicurezza che l'ho sempre usata, io non me lo metto in vena, non metto a rischio il cavolo di altri 10-20 anni di vita. Grazie. Il nostro amico, ovviamente, poi dobbiamo dare spazio a tutti, non ce ne voglia, però comunque ecco, ha toccato un tasto, secondo me, per Rizzari molto interessante, questa signora della provincia di Venezia. Io mi sono immaginato il pensionato di 70 anni con la pensione al minimo, 500-600 euro, 700 euro, che si vede aumentare la bolletta in questo inverno particolarmente rigido, perché poi alla fine io do anche la colpa a certe informazioni un po'
diciamo che mettono in evidenza solo certe cose, però non si parla mai della povera gente, mi passi il termine per Rizzari, i poveri pensionati che magari hanno lavorato 40 anni e si trovano con 600-700 euro, magari la bolletta da 100 euro è passata a 150 euro. Ecco, di quello non si parla, cioè si parla di vaccino, sì, non si parla d'altro. No, ma non parliamo mai di queste cose qua, perché non c'è spazio. Io nei giornali non trovo spazio, non so Francesco, tu come... io non trovo spazio di queste informazioni qua. La povertà vera, cioè non il reddito di cittadinanza, i 9 miliardi dati a pioggia nel 2021, così anche a gente, poi vabbè, i rumeni, eccetera. Ma parliamo di gente che... Ma la proposta c'è, quella di dare il reddito di cittadinanza a chi veramente lo merita, a chi veramente deve accudire persone che non possono lavorare, e cercare invece di redistribuire il reddito di cittadinanza dato a chi a sproposito, di prenderlo e di redistribuirlo a chi veramente è povero. C'è il disegno di legge. L'unica cosa che possiamo fare subito, immediatamente, è quella di dire il reddito di cittadinanza che è stato dato a destra e a manca, e continuiamo a sentire scandali a non finire, quello che lavora in nero, che non è assolutamente povero, che ha il reddito di cittadinanza. Queste cose dobbiamo noi combattere, e questi soldi che vengono dati a vanvera, questi devono essere ripresi e redistribuiti nei confronti di chi, come questa povera gente, non ha da mangiare, non ha la pensione, con la pensione è una persona di fame. Questo che dobbiamo fare? Dare il reddito di cittadinanza come è nato a chi veramente ne ha bisogno, e non darlo a vanvera. Però Scopelliti, adesso ho letto l'altro giorno sul giornale che a Reggio Emilia il comune per l'emergenza Covid ha chiesto a 100 su 2500 diciamo, aventi diritto reddito di cittadinanza, a 100 di questi ha detto venite a darci una mano per l'emergenza Covid, 4 ore per fare il servizio di vigilanza, entra qui, prima tu, ti accompagno a fare il vaccino. Il sindacato è insorto. No, sono anche la legge è chiarissima. Cioè, adesso la legge è chiara, se ti rifiuti, te che sei... Ecco, ma questo, ma c'è la legge, ma sì, ho capito, però questi qua hanno detto tu stai ricevendo il reddito di cittadinanza. Ma quale sindacato? Di chi stai parlando? Leggi i giornali, c'è scritto dappertutto. Reggio Emilia, uno si alza e dice io sono contro, 100 persone, voglio sapere... è contro. No, c'è quello che è contro che magari non capisce niente. No, però comunque il sindacato è insorto e ha detto non si toccano. È nato per supportare le famiglie e le persone indigenti, è nato per quello scopo lì. È nato, ma è vissuto in un'altra maniera. Senza gli abusi è una misura utile, senza gli abusi. Se posso vi do un'informazione. È nata proprio per aiutare, ma poi siccome fatto la legge, trovato l'inganno, adesso tutti non trovi più nessuno che faccia l'idraulico, nessuno che vada a fare il cuoco, no, perché tanto io prendo il reddito di cittadinanza e non lavoro. Allora dobbiamo togliere il reddito di cittadinanza a chi non lo merita e darlo a chi invece, come questo signore. Scusa, premesso che io sono contro il reddito di cittadinanza, No, è nato con lo scopo di aiutare Renzi voleva fare perfino il referendum, vabbè, lasciamo stare. Io dico però che se guardiamo i dati, poi alla fine lo 0,6% dei percettori di reddito di cittadinanza sono dei malfattori, cioè che l'hanno avuto in maniera fraudolenta. Lo 0,6%. Ma fa comodo anche quello. Vogliamo fare i paragoni con altre categorie e vedere quanti invece frodano il fisco, per esempio, e va combattuto anche quello. O non ne mettono andiamo a vedere anche la o non fanno lo scontrino. Dai, su via. Allora parliamo anche dell'inefficienza dello Stato, delle opere realizzate, la corruzione dei dipendenti pubblici, corruzione dei dipendenti pubblici. Sentiamo una telefonata da casa, pronto? Poi le farò l'elenco preciso, Francesco. Quindi dica. Pronto, chi parla? Pronto, sono Cristina, buonasera. Io volevo solo dare un'informazione. Qui ormai non è più a livello sanitario, perché qua c'è l'epidemia dei vaccinati. Io continuo a correre da casa in casa dove ci sono tutti con la terza dose, con la patologia e anche con un ricovero, per cui grave, con la terza dose, gli è inturita il Covid e adesso è in rianimazione. Per cui è l'epidemia dei vaccinati. Adesso il Green Pass non segue l'onda
del discorso sanitario, perché se noi andiamo a vedere il Green Pass è emesso dal Ministero delle Finanze, non segue il Ministero della Salute, sono due cose diverse. Se non ci rendiamo conto che adesso la politica che stanno facendo non ha niente a che vedere con la situazione sanitaria, perché ormai della salute non interessa nessuno al governo, perché ti dico adesso in questo momento è i vaccinati che sono in piena pandemia. Bene, grazie. Parole sante. Però ecco, se andiamo Zanoni, Zanoni ha detto una cosa interessante la signora Cristina, quindi è una cosa politica. Tutti dice scienziati semplicemente sì, anche lei è aspirante economista, cioè, perché prima parlava del PIL, anche te Francesco pensavi al PIL. No, anche tu sei un aspirante economista. No, io leggo le statistiche, l'ha detto, non sono aggiornate. Poi mi fido del Presidente del Consiglio Draghi, che credo ne capisca un po' più di te di economia. Ma sicuramente sarei persuaso che fossi io. Se dice che abbiamo fatto il 7%, sentiamo Zanoni, ci sarà. Comunque sicuramente Draghi è più in gamba di me. I dati dicono, questi sono dati oggettivi, che chi si è vaccinato ha 8 volte meno la possibilità di finire in terapia intensiva di chi si è vaccinato. Questi sono i dati, no? Sono numeri. Però la signora diceva, a questo punto hai vaccinato tutti, che senso ha questo Green Pass? Cioè alla fine ce l'hai il vaccino? Ormai non è più una questione sanitaria, è una questione politica. L'altra questione questo è un tema, ma io mi fido della scienza e speriamo che le cose vadano meglio. Diciamo che non c'era l'esperienza di una pandemia in questo pianeta da 8 miliardi di persone e quindi errori sicuramente ne sono stati commessi, anche di comunicazione, che hanno generato molta diffidenza. Devo dire che gli errori sono stati fatti. Quello invece che volevo dire per quanto riguarda la situazione del rischio concreto che molti cittadini si ritrovano in uno stato di povertà, io dico che il reddito di cittadinanza al netto di quelle storture 0,6%, a mio avviso è una forma che ha aiutato la tenuta sociale di questo Paese. Io ricordo col governo precedente, governo tra l'altro Renzi, si parlava, era stato iniziato quel percorso del reddito di inclusione. I fondi non erano sufficienti sicuramente, però è una strada importante quella di non lasciare per strada nessuno. Non ci possiamo permettere di avere delle persone che vivono in casa con 3 gradi in questo inverno. Il problema è di questo paese, del nostro paese, ma dell'Unione Europea, è un problema globale, che più avanti andiamo, più i ricchi accumulano, i ricchi soprattutto accumulano ricchezze e più molti cittadini entrano sotto la soglia della povertà. Io sono veramente molto fiducioso perché finalmente dopo anni ci sono segnali di luce in questo, dove verranno finalmente tassate queste grosse multinazionali che pagano pochissime tasse. Da interrompo, però non dice la verità che comunque è il governo Renzi che ha distrutto il ceto medio, perché questa cosa non ho mai detto questo. Dico io. No, ma allora non ha capito quello che ho detto. Comunque ci sono 10 anni di storia passata in cui parliamo di annientamento del ceto medio, perché questa è una cosa che va detta. Ma io sono del ceto medio e sto benissimo. Il ceto medio alto però, scusi. Ma no, ma è una cosa, guardi, non sono d'accordo perché questo sta accadendo in tutti gli stati dell'Unione Europea. In tutti gli stati dell'Unione Europea. Piuttosto che pensare ai 10 ricchi. Non governava Renzi in Spagna, in Germania o in Slovenia. Questo sta accadendo un po' dappertutto. Chi è ricco accumula sempre più ricchezze e i poveri aumentano. Perché? Perché manca anche, a mio avviso, una politica di redistribuzione del reddito. Non possiamo permetterci che al mondo abbiamo persone che si vanno a fare il viaggio nello spazio quando che con un biglietto potremmo accontentare 5.000 famiglie e renderle devono esserci tutti e due. Zanoni, devono esserci tutti e due. È aberrante quello che succede. Devono esserci i ricchi che continuano a fare ricchi, ma a stare bene anche gli altri, non fare
perché la disuguaglianza deriva da una politica sociale sbagliata. È abominevole. Lo Stato che distrugge le ricchezze. Questa ricchezza è abominevole. È abominevole questa ricchezza. Le tasse sono troppe. Ma chi è più ricco paga anche più tasse, però. Ma no, in questo caso, questi personaggi che si fanno i viaggi uno su 100, uno su 100, ma sono quelli che hanno abbassiamo le tasse e vedete come la gente sarà più ricca. Sentiamo la telefonata da casa, pronto? Buonasera. Buonasera, ha chi parla? ragione lei, Sentiamo... sono Angela da Venezia, buonasera. Angela, dica Infatti Draghi non pensa a noi poveri, Draghi ha pensato di far miliardari, Draghi di noi poveri mortali non ce ne frega niente al signor Draghi. Il signor Draghi pensa di vendere l'Italia perché lui odia gli italiani, odia i poveretti, lui vuol dare da vivere ai miliardari, ai giornalisti che sono con lui, a tutta la gente come lui. Di noi questo signore se ne frega e spero che se ne vada a casa prima possibile. Va bene, grazie Angela, mi spiace, dobbiamo essere un po' veloci, oggi vi chiedo sintesi. Ecco, se avete necessità, a piacere di scrivere di più, scrivete sui commenti su Facebook, così li leggo io. C'è anche Stefania che... Draghi, da quando si è insediato, ha fatto già il discorso di insediamento facendo capire che le piccole e medie imprese sarebbero andate inutili. Certo. Oggi se io non posso andare a comprare perché non ho il Green Pass, non posso andare a comprare su chiamo Amazon. Me lo compro su Amazon. Infatti bisogna tassarlo su Amazon. Draghi che ha fatto? Uno degli obiettivi dell'Unione Europea Amazon pagava lo 0,5% di tasse e adesso paga il 15%. Grazie a Draghi. Benissimo, allora Amazon pagherà il 15% e in compenso avremo migliaia di aziende qua che chiudono negozi di vicinato. Ma lei si fa un viaggio. Però Scopelliti, Francesco, ci sono, è vero, 15% Amazon, però c'è il cittadino che paga il 65-70% di tasse. Quello per lei va bene. Studi, Francesco, studi. Io ci scommetto che lei è un dipendente pubblico. Mi risponde? Io scommetto che lei è un dipendente pubblico. E allora si guardi meglio la sua busta paga. Sicuro? È un dipendente pubblico, io lo chiedo, non lo so. Francesco, si legga la sua busta paga meglio, che lei non l'ha studiata bene. 21,58, vediamo la telefonata da casa. Pronto? Chi parla? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera ai suoi ospiti, Luigi Zoe in Padova. Sì, prego, dica. Velocemente. Gli ultimi ricchi che si sono affacciati sul mercato è gente che ha avuto delle idee. I ricchi diventano ricchi perché hanno delle idee, tipo Amazon. Quello di Amazon non era nessuno. Ha avuto un'idea, l'uovo di Colombo, no? Poi ci sono gli altri che rosicano. Anzi, quelli che rosicano, siccome non sono nemmeno capaci di amministrare la regione o il paese o il comune, sono capaci di fare i debiti, anch'io sono capace di fare i debiti. Sapesse quanti debiti sarei capace da fare. Però la mia coscienza mi dice che i debiti è un insulto fare debiti. Lei pensi solo al comune di Napoli, no? 5 miliardi di debiti, quello di Roma 13 miliardi di debiti. Ecco, questo ho sentito prima il signore del PD che parlava, questa è l'immoralità che c'è in questo paese. Si cerca di sperperare il denaro pubblico come se fosse un fiume in piena e inesorabile. Invece il denaro pubblico non è un fiume in piena. Leggevo l'altro giorno ci sono 600.000 ragazzi in Veneto che prendono meno di 1.000 euro al mese al lavoro. Questa è. E questi ragazzi dovrebbero formare una famiglia. E come fanno a formare una famiglia questi ragazzi? Cosa fanno? Fanno figli bambolotti in gomma? Grazie per l'interessante osservazione. Wanda, lei che è imprenditrice... Veramente mi aveva tirato in ballo. Poi tocca a Zanoni. No. Dai pure la parola a lui. Sei sicuro? Sì, gliela cedo. Io sono sintetico. Bravo, perché io sono una brava signora. No, ma allora...
Lo sappiamo Prego, tutti. non ci mancherebbe altro, allora. Se lo mettiamo su questo piano. Fai pure. No, una breve risposta, signore, visto che mi ha tirato in ballo. Forse magari non era attento prima, quando sono intervenuto, dove ho spiegato come tutti questi fondi che stanno arrivando dall'Europa, per buona parte, più di metà, sono fondi a debito. Certo. Debiti che andremo a mettere, a appoggiare sulle spalle delle nuove generazioni. Quindi è sempre difficile. Si chiama Next Generation apposta, perché diamo al futuro le generazioni debiti. Diciamo che si spera che, se spesi bene, poi alle nuove generazioni servano. Però con questo voglio dire che nessuno è contento quando si fa debito e come stavo dicendo prima c'è molta preoccupazione su questo. No, però diceva anche un'altra cosa che condivido. Il signore purtroppo non si è capito il nome, almeno qui in studio. Cioè, ci sono, è vero, tanti giovani oggi giovani intendiamo anche gente di 30 anni che contratto di apprendistato, tolto il super minimo, stage prolungati con varie società, prendono sempre 500, 600, 700 euro al mese. Ecco, anche qui, il signore su questa cosa ha detto una cosa sacrosanta e giusta. Diciamo sempre le stesse cose, sono troppe le tasse, esatto, lo Stato... No, però cosa ha detto Francesco, dopo? è inutile che tu mi guardi così, la verità è la verità. Se uno ha avuto una bella idea è giusto che non venga tassato. No, è qui che si sbaglia. Se uno ha avuto una bella idea, ha naturalmente tutto il diritto di vivere e di nuotare nell'oro, perché è questo che succede a questi grandi gruppi, ma almeno che paghi il giusto, proprio per evitare che ci siano quegli studenti e quei giovani che non possono farci la famiglia o che devono andare all'estero per trovare lavoro. Francesco, preparamoci la risposta, un po' di pubblicità. Francesco, preparati la risposta, perché poi adesso ti faccio leggere l'articolo. Sono nato pronto. Ti faccio leggere l'articolo di Reggio Emilia, così ti prepari anche a fra pochissimo. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Eccoci noi in diretta, 22.04, ovviamente qua sta impazzando in studio il Toto Presidente, già si sa più o meno, vabbè, noi accettiamo scommesse, ma io ho già depositato una busta sigillata col nome già un mese fa. Però anch'io, ti ricordi? A parte la battuta, sì, vabbè, dai. Ho detto la Cartabia io, Francesco, tu hai detto anche Draghi. Basta Cartabia, mai detto Draghi. Che sei io un ho fan sempre di detto Draghi. che Draghi lo voglio Presidente del Consiglio. Però tu sei di parte perché sei un sostenitore di Draghi, quindi non sei affidabile. Hai letto l'articolo quello di Reggio Emilia allora Reggio Emilia, hanno preso quelli di reddito di cittadinanza, il sindacato è insorto. No, non ho letto la notizia specifica, però ribadisco il concetto. Fidati però, dai. Ribadisco il concetto. Sebbene il mio partito sia assolutamente contrario al reddito di cittadinanza, io nel mio piccolo, che ragiono con la mia testa, dico che qualunque azione di redistribuzione del reddito è un'azione meritoria. Ma certo. Abbiamo sollevato dalla povertà milioni di persone, soprattutto nel meridione, Wanda, dove la situazione è drammatica. Io ho mia madre a Campocalabro,
Campocalabro è un paesino di 3.500 abitanti sopra Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Reggio Calabria, dov'è Reggio Calabria? Mia madre e un'altra decina di sue amiche, ex insegnanti, si tassano tutti i mesi per fare una banca, un banco alimentare per un po' di famiglie che non hanno la possibilità. Il reddito di cittadinanza ha risolto sì, ma Scopelliti, ma l'ho detto anch'io, ma te l'ho detto anch'io, è nato con uno spirito fantastico, tant'è vero che è stato accettato da tutti, però inizialmente è nato proprio e continuerà ad esserlo, perché noi lo vogliamo il reddito di cittadinanza, per coloro che lo meritano. Ci sono famiglie in cui ci sono persone disabili che non possono, per accudire i disabili non possono andare al lavoro, ma quelli sono meritevoli, ma ce ne sono altri. Dai Scopelliti, dai. Aggiungo anche un'altra cosa, se posso... Cioè, ci sono degli scandali inauditi in giro col reddito ma per carità, ma gli scandali ci sono dappertutto, no? Ma cerchiamo, però scusa, se quelli li conosciamo, ce ne sono dappertutto, allora, quelli li conosciamo e andiamo a ci sono percettori di pensioni di invalidità che sono fasulle, sì, no? certo. Ma quello possiamo basarci c'è stato un medico. Ma dai, il cieco che attraversava la strada. Allora Francesco, dobbiamo deciderci. Allora, 0,6% di fannulloni non rende giustizia al reddito di cittadinanza. Poi fatalità, quello che ha preso la pensione di invalidità, alla fine volevo dire sentiamo la telefonata da casa. Adesso vediamo, andiamo avanti. Vediamo. Telefonata da casa, chi parla? Pronto? Pronto, sono Patrizia di Padova, buonasera. Sì, buonasera, in sintesi che siamo quasi in chiusura, prego. Sì, volevo dire, visto la gestione di questa pandemia e tante altre cose, insomma, come gestisce il governo, vorrei ricordare a questi politicanti, che non politici, perché fare politica è un'altra cosa. Ecco, vorrei ricordare che loro sono pagati con i nostri soldi, perciò noi siamo i loro datori di lavoro. E sarebbe giusto che come datori di lavoro, se non fanno il loro dovere, possono essere da noi licenziati. Allora vorrei vedere se sarebbero più seri. Grazie. Grazie. Va bene, ovviamente non sorvolo sul politicati, avere un'opinione, un aggettivo qualificativo. Lo rimandi a casa. È l'unico strumento che abbiamo. Se posso terminare il ragionamento è questo. Il reddito di cittadinanza ha anche alzato l'asticella sulla questione del lavoro. Una volta che cosa succedeva? Succedeva soprattutto in Meridione che un ragazzo veniva preso in pizzeria, veniva messo in regola a part-time e poi lavorava 8 ore al giorno e prendeva 700 euro di stipendio. Adesso che fa il ragazzo? Il ragazzo prende il reddito di cittadinanza e non va a lavorare. Se però gli fanno 1200 euro di stipendio, se gli fanno uno stipendio normale, allora va a lavorare. E se avessimo abbassato le tasse, se avessimo abbassato le tasse, non dico altro, riflettete su quello che ho detto. Faccio io la riflessione. La riflessione è che se quel datore di lavoro avesse meno oneri fiscali, meno tasse, sono d'accordo, meno tasse, gli potrebbe dare i 1200 euro. Ma quello che abbiamo sempre senza detto, reddito di cittadinanza, prima cosa. Seconda cosa, andiamo a vedere la distribuzione nazionale del reddito di cittadinanza. Quando la sola città di Napoli fa quanto l'intero Veneto. Andiamo a vedere anche questo. Ma qui in Veneto c'è il 3% di disoccupazione. Ma quando noi abbiamo proposto la flax tax, aggiungo ma io. Scusa Scopelliti, stiamo parlando di tasse. Giustamente io sono un'imprenditrice, quindi ne so benissimo. Noi abbiamo sempre detto che io quando faccio la busta paga, a volte dico ma santo paradiso, non vi dico le mie perché sto pagando le tasse ora, ma non importa, quello che è giusto si paga. Ma dico, ma se invece di pagare un dipendente 1000 euro e ne pago altri 1000 di tasse, ma perché deve? Ma gliene darò a lui disgraziato i 1000 euro di tasse, gliene do volentieri a lui che produce, che lavora. Una parte le pagherò le tasse, ma è una cosa allucinante la tassa. Stai buon momento. Ma sto dicendo una parte, ma l'altra parte che è in più, a chi la do io? Non so, la devo dare a chi sta lavorando, a chi sta producendo, perché abbiamo sempre detto riduciamo queste tasse, paghiamole tutte. Prima si parlava anche di chi evade le tasse.
per carità, l'evasore va chiuso a chiave e buttata via la chiave. Però se ci fosse una equa tassazione, pagare meno per pagare tutti, voglio vedere chi è che va delle tasse. Facciamo la flax tax come abbiamo proposto. Faccio un altro... No, fammi finire, hai capito il concetto? Sì, per cui, ecco, allora, se noi il discorso è questo, guarda che non è una giustificazione, però chi non paga le tasse, come ho detto, in carcere toglie via la chiave. Però se noi abbassiamo le tasse in maniera tale che uno dica, beh però, siccome il rischio di che se io non le pago sono la frode, eccetera, ne pago meno, perché così allora le paghiamo tutte. È come il fatto che se io devo vendere un vestito solo e ci carico sull'80%, ma vendo un vestito solo che non mi dà l'80%, se ne vendo 50%. Ma se invece che un dipendente lei potesse prenderne 2, quanto più competitiva sarebbe? Ma questo che voglio dire, ma è questo che voglio dire. Quando ci si allarma perché la Speedline vuole delocalizzare, ma pensiamo che sia solo... le tasse buttate così mi fanno veramente piangere il cuore. Quanto costa un dipendente in Italia? Perché tante aziende vogliono uscire? E poi mi riallaccio a un altro discorso, il discorso anche del PNR e di tutti quelli di finanziamenti che stanno arrivando sulle future generazioni. Benissimo, quali sono le regioni che pagheranno se gli altri faranno a debito e si terranno al debito e non avranno la forza di restituire il debito? Ci sono regioni come il Veneto che hanno 15 miliardi ogni anno, 15 miliardi di residuo fiscale, mentre gli altri, come faceva notare il telespettatore, ci sono intere città che fanno debiti su debiti miliardari. Vabbè. Saranno sempre alcune regioni che si accolleranno il debito e oggi ci troviamo... Voi autonomisti piangete sempre miseria, ma vi dovete rassegnare. Sono numeri... Non l'avrete mai l'autonomia. Ma tu stai scherzando? L'autonomia c'è perché è costituzionale. No, l'hanno voluta. Una sfida? Si ricordi? Ma tu stai... si ricordi che non lei sarà sta domani. continuando a infangare la sarà Costituzione? Dopodomani, sarà tra 3 mesi. L'autonomia... Ma fammi un piacere, ma scusi, l'autonomia arriverà perché è costituzionale. E verrà con tutte le materie che abbiamo chiesto. Prima facciamo i LEP e poi facciamo... Il LOP e l'IP, vedrai che assolutamente... Ma sarà un debito che ci dovremo accollare noi, come Sentiamo Zannoni. Vuole aggiungere qualcosa rispetto la secessione dei ricchi? È un dato di fatto che effettivamente mamma mia, la secessione dei ricchi. C'è un divario enorme tra nord e sud. Certo. E che un grado di autonomia maggiore sicuramente è auspicabile per regioni come la nostra. Dopo abbiamo magari degli esempi che ti fanno anche porre alcune domande, ma credo che viste anche le uscite in termini di tasse, dopodiché va anche detto che c'è un minimo deve naturalmente essere garantito allo Stato, perché ci sono tutte quelle, siamo tutti d'accordo, tutte quelle opere necessarie che sono interregionali. C'è la quota fissa che va data allo Stato, quindi... però parte va tenuta qua, parte di quello che noi guadagniamo. Diciamo che la politica a volte dovrebbe essere più solerte, più veloce, dare l'esempio, e non sempre accade, non solo sul tema dell'autonomia, ma in generale. Anche la questione del rispetto delle leggi, l'attuazione delle norme europee. Io sono in regione e in questi giorni viviamo dei momenti abbastanza critici, perché in tema ad esempio di tutela della biodiversità, di tutela dell'ambiente, si fanno scelte unidirezionali anche nei confronti di temi che riguardano ad esempio la tutela della biodiversità, della fauna selvatica, e quindi si tenta fino all'ultimo momento di accontentare una minoranza che è quella dei cacciatori. Lo abbiamo visto con una delibera che è stata cassata dal TAR, e quindi il punto di domanda al quale mi riferisco in termini di autonomia è: sapremo veramente fare gli interessi di tutti i cittadini o utilizzeremo questa autonomia per accontentare le minoranze che urlano di più, in questo caso la minoranza dei cacciatori, violando delle leggi dello Stato, violando delle direttive comunitarie, Quindi ci vuole saggezza, io credo ci voglia saggezza, e avere come punto di riferimento sempre gli interessi dei cittadini, della maggioranza dei cittadini, non delle piccole lobby.
Ma fino adesso abbiamo dato dimostrazione. Però, ecco, abbiamo dato dimostrazione che il Veneto sa amministrare bene. Sì, che siamo... Chiedo a voi che votate, però ecco, cosa ne pensate dei votanti al Presidente della Repubblica che hanno voto, magari... hanno scritto nomi di attori anche io dico una cosa rispetto, che dà fastidio, è una cosa che dà molto fastidio questa, lo dico piuttosto bianca. Lo dico dall'esterno, visto che non sono come loro uno di quelli che votano. Cioè abbiamo un esercito di grandi elettori, sono circa 1000 che ogni giorno si recano al voto, e anche questa cosa delle schede bianche, insomma, sono lì che votano scheda bianca. Da quanto è che sappiamo che il 24 ci sarebbe stata la prima elezione? Ma perché dobbiamo arrivare sempre all'ultimo minuto? Questa è una cosa molto all'italiana. Anche qui, tra l'altro, ecco, una novità che riflettevo proprio prima, la novità che abbiamo stavolta è che non abbiamo più all'interno del Parlamento una grande forza che è la Lega Nord di una parte del nostro paese, ma adesso abbiamo tutti partiti, diciamo, nazionali. Cosa cambierà, ad esempio, questo sugli esiti di questa votazione? Io non lo so, dà fastidio. Ho sentito molti cittadini in questi giorni che mi dicono: ma è mai possibile che anche quando vai a fare piccole spese, piccole cose in cassa, ti conoscono, sanno che sei in politica e ti dicono: ma è possibile, insomma, che li stiamo pagando perché voti una scheda bianca? Ci vorrebbe maggior serietà, perché quindi sono diciamo cittadini, rappresentanti dei cittadini che vengono sostenuti grazie ai cittadini. C'è bisogno di velocità e di essere produttivi e di essere precisi e non perdere tempo. Io ho visto elezioni di Presidenti della Repubblica in tanti altri paesi dell'Europa, ad esempio, ma non c'è sta tiritera che ogni volta dura tutto questo tempo. Scheda bianca, mettere nomi tipo... Sì, poi vabbè. Ecco, quel meccanismo è perché fanno così? Perché c'è il voto segreto nell'urna, adesso cominciano a divertirsi. Probabilmente, tornando alla sua domanda, probabilmente c'è qualcuno che è anche magari arrabbiato del fatto che è lì per niente giorni e giorni e giorni senza decidere perché non si mettono d'accordo. Ma è possibile che da 2 o 3 mesi che sappiamo che è il giorno 24, il giorno delle elezioni del Presidente, non si potessero mettere d'accordo prima? Perché non si sono messi d'accordo prima? Una votazione Presidente della Repubblica e basta. Intanto speriamo che dopo 30 anni di presidenti di idee e sinistre, speriamo che dopo 30 anni finalmente anche la destra, il centrodestra, possa avere un presidente che sia di democristiano? Di centrodestra. Io direi Casini che cosa? Io direi centrodestra. E Casini cosa? Allora, centrodestra. Scusa, se posso, allora ieri sera ho fatto... Scusa, Scopelliti, scusami, volevo dire che intanto adesso sono ancora in discussione e vedrai che la fumata bianca finirà. Già scritto Casini allora, ieri sera ho scritto un post su Facebook, io faccio la versione di Scoop e si chiama proprio Scheda Bianca, e dicevo: ma è possibile, cioè sappiamo tutti che è difficilissimo fare il Presidente della Repubblica nelle prime 3 votazioni, ma nelle prime 3 votazioni un partito serio voterebbe il candidato di bandiera, come faceva il Partito Socialista con Pietro Nenni, no? Per esempio, Pietro Nenni era ovvio che non sarebbe mai stato... Ne abbiamo presentati 3 noi, e c'era il Partito Democratico che diceva sempre no. Ma per dire che io facevo questo esempio. Facevo l'esempio di persone meravigliose. Scusa, Wanda, facevo l'esempio dei grilli del Movimento 5 Stelle, no? E dicevo, si è tirato indietro, ora questi hanno 230 voti potenziali, no? Allora, scrivete tutti Beppe Grillo a un certo punto, no? Così avete due primo, fate felice il vostro fondatore, perché ricevere 230 voti... Non guardare me, sai che non sono grillina. 230 voti e secondo... vi contate, fate vedere che siete un gruppo coeso e che vota tutti per il proprio candidato. Ma Italia Viva l'ha fatto questa cosa? Italia Viva non l'ha fatta questa cosa, perché non l'avete fatta? Non l'ha fatta neanche Italia Viva, infatti io lo dico anche lo dico anche per Fratelli d'Italia oggi però ha votato... Però dici degli altri, non dici... A te non ti hanno votato, perché c'era anche Cruciani. Ci speravo.
Ci speravo, perché comunque ho detto chissà che magari qualcuno che mi conosce... Sul telefono e dico votate Scopelliti. Sono ancora credo che siano ancora in discussione, perché Salvini li vuole incontrare tutti, per cui lui ascolta tutti. Questa poi... è la notte delle discussioni. La notte delle Nessuno discussioni. dorme. Domani mattina avremo il Presidente che noi ci auguriamo, come ripeto, dopo 30 anni. Speriamo che sia femmina, come si dice, no? Come c'è un film bellissimo, speriamo che sia femmina. Speriamo che sia bravo, brava. Questo volevo dire. Bravo, brava. Esatto, allora cerchiamo di, secondo me, di averci messo così tanto tempo, ma finalmente poi eleggere una persona, chiunque essa sia, maschio o femmina, che sia veramente espressione, noi diciamo di destra, finalmente, ma sarà quello che sarà, e che sia veramente una persona che abbia a cuore il destino di questa nazione. Quindi Draghi in questo momento abbiamo tanto bisogno. Quindi Draghi non può essere, perché Draghi non ha cuore un matematico. Io credo, ma questa è la mia che Draghi stia bene dov'è in questo momento in cui ancora le cose non sono chiare, però anche perché poi, scusa Francesco, Francesco, Draghi, so che tu sei un fan, quindi come tutti i fan magari non vede sempre una via limpida. Noi tifosi... si sa come l'Inter per te è la stessa cosa, cioè, quindi però Draghi in effetti è passato un anno da quando è stato insediato, riforme per i cittadini italiani zero. Quindi questa cosa, vabbè, che cosa alla fine... Anche tu sei di parte, cioè, perché sei contro Draghi. No, non sono contro, io guardo i fatti. Ha salvato l'Italia, siamo il paese migliore dal punto di vista solo perché economico. voi avete fatto solo perché avete fatto mi fuori hanno abbassato le tasse, ti comunico che mi hanno abbassato le tasse. Anche i contributi INPS prenderai meno pensione quando andrai in pensione. I contributi INPS non me li hanno abbassati, a te, perché io supero. Tu. Guarda che c'è. Io quest'anno pagherò 1.000 euro di tasse in meno dell'anno scorso. Vi comunico. Quindi a qualcuno, vedi, e io sono un piccolo borghese. Però pagherai 2.000 euro di tasse in più. Quindi Draghi è a favore dei piccolo borghesi come me. Solo che non ti accorgi che pagherai 2.000-3.000 euro in più di tasse all'anno, e solo che tu penserai alle bollette, assolutamente tasse, no. tassi, inefficienze. Non è vero. Pedaggi. Non è vero. Sveglia Scopelliti, si risveglia questo torpore. La Boschi come presidente. Esatto, è che non ha l'età purtroppo, ma se no Maria Elena... L'ha mandata lei i tulipani alla Boschi, ha mandato lei Scopelliti i tulipani alla Boschi. Io sono felicemente sposato, con la stessa persona da più di 40 anni. Che non mi ascolta perché se no dice che si emoziona. Sta guardando la concorrenza. Guarda la concorrenza. Fa benissimo. Però e quindi sono felicemente sposato. No, sul fatto di non guardarla sarei d'accordo anch'io. Aspetta, posso fare una battuta? Certo. Ho detto a Consuelo, amore, quest'estate, no? Gli ho detto, amore, sono 42 anni che siamo felicemente sposati. E lei mi ha risposto, o si è felici o si è sposati. Senta, Cesare, facciamo una valutazione sul Presidente della Repubblica. Facciamo, visto che manca qualche minuto, così quello che lei pensa su che cosa potrebbe essere. Poi si è parlato su chi potrebbe essere. Avremo un Veneto da proporre. Però ecco, diciamo che... È stato proposto... Chi? Nordio? Nordio sarebbe stata una persona... Ma si è tirato fuori lui. Proposto, scusami. Sarebbe stata una persona più che e tutte indicata. senza apartitiche. Nordio, Pera sono un anno, Pera ha svolto incarichi... Vabbè, però è un professore stimato anche Pera. Al di là che poco mi interessa in questo momento perché poco mi sento rappresentato da questa politica nazionale, quindi poco mi interessa, però credo che una persona non super partes ma omnia parte come Casini finirà per essere presidente. Secondo me... Sì, diciamo uno moderato. Non super partes ma omnia parte, perché è stato sia da una parte, li ha passati un po' tutti, quindi alla fine convergeranno su quella persona lì. Anche statisticamente, no? Diventano spesso presidenti della Repubblica persone che hanno fatto o il Presidente del Consiglio o il Ministro dell'Interno o il Presidente di Camera e Senato, no? Pertini. Una sola volta c'è stato un capo di partito, Saragat, che è diventato Presidente della Repubblica. In tutte le altre occasioni non era mai il capo del partito. Pertini, per esempio, era un grandissimo Presidente della Camera e diventò... Quindi per questo Berlusconi non poteva
Verso Berlusconi. No, Berlusconi... Ma intanto è stato onore Certo. al merito che ha avuto il buon senso di ritirarsi. Certo, vi immaginate la foto di Berlusconi in tutte le procure d'Italia? Sarebbe piaciuto bellissimo. Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Sarebbe stato veramente Sarebbe simpatico. stato bellissimo. Ecco, Zanoni, invece lei come la pensa sul un nome? Ecco, vorrei anche dire una cosa, so che il PD è entrato spesso in polemica, il suo partito, riguardo alle signore e le donne nella politica che reclamavano più spazio all'interno del partito, dirigenza, però questa volta si è accennato solo per la Presidenza della Repubblica, solo qualche accenno a perché non votiamo una donna, però come mai, ecco, a certi livelli le donne non riescono diciamo, a farsi sentire, perché poi comunque possono anche dare un contributo intanto, importante. Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, nessuno si candida, ma gli viene proposta la candidatura, e quindi non è questione di spazio. Poi io credo che l'importante è che sia bravo o brava. Io andrei oltre la parità di genere. Io sono un grandissimo sostenitore della parità di genere, non solo sul lavoro, ma anche quella economica e quant'altro, perché ci sono grosse differenze anche su questo. Però su cariche come queste credo che debbano prevalere quelle che sono le doti della persona, le qualifiche, l'esperienza, le capacità. Quindi donna, uomo per me è la stessa cosa, non è una questione, non ne farei proprio una questione di genere. Bene, vado a Pellizzari. Anch'io concordo, mi spiace che abbia detto prima lui, però insomma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Concordo proprio sul fatto che il Presidente deve avere determinate caratteristiche, appunto che sia uomo o donna non è importante, non è il sesso che determina il capo che noi ci auspichiamo arrivi, deve essere una persona capace, una persona che abbia veramente a cuore come ho detto prima, quello che sarà il futuro del nostro paese, che insomma in questo momento non sta attraversando un buon momento. Mi auguro che chi adesso sta discutendo sicuramente trovi un accordo con tutti, perché tutte le parti deve essere condiviso. Come ho detto prima, che sia uomo che sia donna, l'importante è che sia bravo, e se posso esprimere il mio pensiero, ripeto, dopo 30 anni, se fosse anche uno che rappresenti un attimo il centrodestra, ne sarei felice. Bene, bene. Ecco, allora siamo arrivati in chiusura, direi che ecco qua lampeggia il semaforo, pronti per la chiusura. Allora direi che sicuramente voglio ringraziare Cesare Busetto, del segretario Partito dei Veneti, sicuramente ha espresso Grazie a lei, direttore. La sua tendenza politica, quindi più autonomia, più diciamo... Libertà, bisogna aprire, basta Green Pass, no Green Pass. Ecco, diciamo, meno burocrazia, meno centralizzazione dello Stato. Poi abbiamo invece Francesco Scopelliti, nonostante tutto dirigente Italia Viva, e ovviamente un saluto perché anche nonostante tutto? No, dico Consuelo, nonostante il discorso con sua moglie Consuelo. E io dico sì Green Pass, salutiamo anche Consuelo, Santa Donna. Lo possiamo dire, insomma, dai. Per sopportare me siamo in fascia non protetta. Invece Andrea Zanoni, consigliere regionale del Veneto, Partito Democratico, sicuramente in questo veramente dà un notevole contributo a livello regionale proprio della difesa della fauna, degli animali, quindi sappiamo lo diamo. Fauna, animali, ma biodiversità, ambiente, anche l'aria pulita, ne abbiamo molto bisogno in Veneto. Quindi veramente ecco, sposiamo queste idee, perché tutti alla fine vorremmo anche vivere bene e rispettare anche la natura e il mondo che ci circonda. Ovviamente il mito di Padova, Vanna Pellizzari, consigliere comunale, prossima anche alle... No, lei non si candida a sindaco, non si vuole candidare a sindaco di Padova. No, ci sono persone molto autorevoli. Io sono stata definita dai miei concittadini sindaco del cuore, mi è più che sufficiente. Sono diventata un punto di riferimento e ne sono orgogliosa. Sono 8 anni che sono in consiglio comunale, ho sempre fatto il mio dovere nei confronti di chi ha messo nelle mie mani la fiducia. Spero di essermela meritata, spero di continuare a meritarmela, voglio continuare a lavorare tanto perché mi piace, lo faccio con passione, il lavoro è quello che mi dà la vita, però la politica è la mia passione, per cui il lavoro è con mio marito che mi paga
La politica invece è gratis e quindi la faccio come passione, ma mi piace e sono orgogliosa di farlo. Ecco, bene, grazie anche al suo impegno, so che è sempre diciamo, sul pezzo, come si dice, in strada a sentire... Sempre, la donna di strada, interpretate come volete. Le esigenze dei cittadini, perché penso che quella è la maniera più bella, secondo me, di fare politica, sentire cosa dicono i cittadini, cosa vogliono. Secondo me la politica è proprio quello. È quello che la fiducia e il rispetto e l'affetto che mi sono meritate proprio perché sono sempre in mezzo alla strada. Faccio da portavoce tra quelle che porto in comune, nell'amministrazione comunale, la Vox Populi, che magari qualcuno non ha tempo di ascoltare. E io l'ascolto sempre. Benissimo, quindi mi pare che sia bello. Complimenti di Wanda Perizzari. Bene, allora ringrazio tutti quanti, anche le persone che hanno avuto il tempo di chiamare, l'opportunità di esprimere le loro idee. Come vedete, avete visto, sono stati oggetto di spunto proprio di approfondimento qui in trasmissione, le persone che ci hanno visto da Facebook, da YouTube e ovviamente dalla televisione. Non mi resta che augurarvi una buona serata e come sapete noi ci saremo, se a Dio piacendo, come si dice, anche mercoledì prossimo. Grazie, alla prossima.